c'è. 1, 2, 3. Buongiorno a tutti, grazie della vostra partecipazione oggi qui in Sala Fallaci del Consiglio regionale. Grazie anche a tutti coloro che ci seguono via streaming dai nostri mezzi, potentissimi mezzi mediatici della Regione e del Consiglio regionale. Io oggi ho il compito di presentarvi un caro amico, un ospite che è già stato qui anche nel passato, ma che comunque ospitiamo volentieri oggi per presentare la sua ultima fatica letteraria, se così è stato detto, si può dire, che è il professor Lucio Montecchio. Io e Lucio Montecchio ci conosciamo forse da 40 anni? Circa, in quanto abbiamo fatto l'università assieme, allora in quel che è la facoltà di agraria dell'Università di Padova, che una volta era il Portello, adesso si è spostata a Legnaro, ma eravamo ragazzi, pochi che frequentavano allora il corso di scienze forestali, quindi quel corso nel lontano 1981, più o meno quegli anni lì, ci siamo conosciuti, eravamo una famiglia, eravamo pochi, ma ci si trovava perché eravamo tutti spinti da uno stesso obiettivo, che era quello, comunque in un'epoca in cui si parlava poco di ambiente, di comunque riuscire a gestire, a preservare e implementare il nostro patrimonio boschivo, quindi questa passione per alcuni si è trasmessa in un lavoro importante, un lavoro anche all'interno delle aziende forestali, all'interno del patrimonio forestale di tante regioni, che non è solo il Veneto allora. E il professor Montecchio, perché adesso è diventato professore universitario, nella sua carriera ha continuato in questa attività all'interno dell'università, diventando docente di patologia vegetale. Cos'è la patologia vegetale? Perché se qualcuno magari ci ascolta e non lo sa, il professor Lucio studia tutte le malattie principali legate al patrimonio forestale e non solo. Tra i suoi comunque compiti è quello anche, oltre di trasmettere agli studenti tutto questo, anche comunque ha importanti incarichi, non so se lo posso dire, ma penso che lo dico lo stesso. Lui segue anche i giardini di patrimonio della Presidenza della Repubblica, se non erro, quindi del Quirinale, segue le piante storiche di quei giardini e quindi la sua preparazione in questo senso ci dà una mano a conservare un patrimonio che altrimenti andrebbe perduto attualmente, e tante altre cose però io penso che è giusto che la gente sappia che non c'è solo l'attività di docenza nell'Università di Padova, ma anche comunque un'attività che lo ha portato in giro per il mondo da tutte le parti. Adesso io ricordo alcune cose, ma tanti tuoi dibattiti o conferenze, tra l'altro per alcune situazioni anche di malattie importanti. Io ricordo solo esempio che magari noi guardiamo sempre il patrimonio forestale o la gente comune guarda un bosco, guarda una coltivazione, dice che bello, tutto bene, ma invece magari all'interno di questo bosco, di questo patrimonio ci sono tante situazioni che l'occhio
e chi non sa magari non capisce. Noi abbiamo, ad esempio, gestito la tempesta Vaia, e nella tempesta Vaia oltre a quello che è caduto, abbiamo avuto il problema del bostrico, che qui in Consiglio regionale abbiamo parlato spesso. Il bostrico è un coleottero che si diverte a falcidiare le piante che stanno poco bene panale, ma comunque forse ha fatto più danni il bostrico in questi ultimi 3, 4, 5 anni che tutta la tempesta Vaia, tanto per capirci. Quindi sapere i cicli degli insetti, sapere i cicli dei funghi, poi anche questo è una delle cose che magari pochi conoscono. Noi abbiamo un patrimonio viticolo importante, 100.000 ettari solo di vite, abbiamo il problema della flavescenza dorata, del mal dell'esca, di tante malattie che stiamo cercando una soluzione, e avvalersi di un patrimonio come quello dell'Università di Padova e delle conoscenze del professor Lucio Montecchio e dei suoi collaboratori è sicuramente importante anche dal punto di vista economico, anche dal punto di vista della resilienza di tanti coltivatori, di tanti soggetti di questo tempo. Io forse ho portato via un po' di tempo per presentare l'amico Lucio, ma a lui mi legano anche qualche scorribanda universitaria e qualche cena, diciamo, memorabile, quindi questo fa parte un po' dell'amicizia ludica. Lui non è il primo libro che scrive, noi ci ricordiamo anche il recupero di anche poesie, anche il recupero di racconti in lingua veneta, anche tu sei un cultore di tutto questo. Adesso questa è la tua ultima fatica, ci parli dell'ambiente, ci parli del Veneto, ci parli degli discorsi che tu hai visto, ma il nostro Veneto è o sembrava un paradiso? Beh, intanto grazie, sono davvero onorato di essere qui oggi ed essere qui oggi con te, Giuseppe. Possiamo darci del tu come facciamo abitualmente o per via della diretta streaming dobbiamo attenerci a regole che non conosco? No. Grazie dell'invito. Un saluto a chi ci sta seguendo in streaming. Sai che non mi ricordo cosa mi hai chiesto? Ma siccome noi abbiamo superato i 60, sì, no? Sì, infatti credo che sia questo il problema. Da qualche momento, no? Non da tanto, no? Allora io ricordo che da bambino io abitavo vicino alla Brenta, no? Sai, i fiumi veneti sono tutti femminili. Sì, certo, I cartelli, l'acqua è madre. E quindi mi abitavo a pochi passi dalla Brenta, quindi da ragazzo si andava in fiume, si faceva il bagno, si imparava a nuotare lì, si andava a pescare, si faceva scuribande a destra e a manca. Vai adesso nella Brenta dove andavo io, scoasse dappertutto, purtroppo un ambiente degradato, e quindi ti chiedevo, ma tu che vedi tanti paesaggi anche in giro per il mondo, vedi tanti ambienti diversi, secondo te il Veneto è ancora un paradiso? Sì. Beh, adesso effettivamente la domanda la ricordo. Il Veneto, ma così come tutte le regioni, ma anche tutte le nazioni, in casa, anche il giardino di fronte a casa mia lo è. Il problema è che molto spesso noi abitiamo in un paradiso, decidiamo. Questo libro parla molto di acqua, assolutamente parla di acqua. C'è un racconto peraltro che si intitola Vaillant, che se avessimo il tempo mi piacerebbe leggervi, e parla dell'abuso che molto spesso in modo inconsapevole, per consuetudine, facciamo del nostro paradiso, e ognuno abusa del suo paradiso perché tanto è convinto che poi casomai mi sposto un pochino più a destra, un pochino più a sinistra, vado ad abitare da un'altra parte. Quindi è un libro che parla di acqua, perché l'acqua è quella cosa che scorre, che nessuno mai pensa che l'acqua galleggia su se stessa, no? Tu pensi che l'acqua sia una cosa lì ferma, invece è di una dinamica incredibile e sostanzialmente per quanto mi riguarda rappresenta molto quella migrazione inconsapevole
che ci caratterizza, che caratterizza l'umanità da sempre, ma tutte le specie capaci di muoversi chiaramente. E quindi sembrava un paradiso. Di cosa parla? Parla del fatto che noi ci fermiamo in un posto perché ci sembra un paradiso e poi non ci accontentiamo e poi andiamo verso una assuefazione inconsapevole molto spesso e cominciamo a rovinarlo questo paradiso. Prova a pensare, oggi è il 2 luglio, probabilmente ci sono centinaia, forse addirittura migliaia di persone che sulle nostre Alpi sono lì in vacanza, lontana chissà quante centinaia, decine, ma forse anche centinaia di chilometri da casa, in fila per camminare su una ferrata, no? Cioè loro cercano un paradiso che poi, visto da fuori, visto da qualcuno di noi che forse ci è anche più abituato, volendo, dice: ma cosa stanno facendo? Questo non è Disneyland, questo non è un Luna Park, no? Ecco, il libro si riferisce a questo, all'abuso di un territorio, molto spesso perché lo puoi fare, che il territorio è uno spazio finito. Allora cosa succede? Che molto spesso sovrautilizziamo uno spazio e dopo, come dicevo nell'intervista che ho rilasciato una mezz'oretta fa qui in questa sede, non sapendo più cosa erodere, erodiamo il tempo. Cioè spazio e tempo si sposano perfettamente in una formula matematica, no? Rappresentano la velocità, e quindi cosa succede? Succede che ci facciamo prendere all'ansia, e questa mattina io fino a un'ora fa non sapevo se sarei arrivato in tempo, siamo fermi bloccati nel traffico, diamo la colpa al traffico invece di pensare al fatto che noi stessi siamo quel traffico, no? E quindi è una vita frenetica che ci porta a dimenticare, a sottovalutare quanto bello è abitare dove abbiamo la fortuna di abitare, in questa regione. Abbiamo le Dolomiti, la Pedemontana, abbiamo i laghi, abbiamo i torrenti, i fiumi, la pianura, la laguna, il mare, San Marco a poche centinaia di metri da qui. Abbiamo una fortuna enorme, molto spesso non la vediamo, semplicemente non ce ne accorgiamo perché siamo presi dalla fretta di fare quella cosa lì, dell'appuntamento successivo. Questo è un problema che toccò in questo Sembrava un paradiso. Bene, sai, la frenesia della vita adesso moderna, purtroppo io che attualmente frequento tanti ambienti per motivi o politici o di lavoro, vedi che effettivamente la gente ha un po' il paraocchi, no? Perché dice: io lavoro perché devo andare a prendere la TV, devo andare a vedere il calcio, devo andare in ferie in crociera, devo correre di qua, devo correre di là, e alla fine magari passa vicino a tanti ambienti, in tanti luoghi, non si rende conto di quello che ha in casa, perché se tu guardi in tutti gli ambienti del nostro Veneto, se a volte chiedi a qualcuno che abita nel paese, che magari è vicino a un altro paese, non sa neanche cosa c'è in quel paese lì. No, quindi... ma lo vediamo quotidianamente. Prova a immaginare, noi abbiamo inventato, e per fortuna le abbiamo inventate, le fattorie didattiche, perché i nostri figli non sanno più cos'è una faraona. È vero? Vedo una signora in fondo che fa sì con la testa. I nostri nipoti non sanno, sono spaventati dal verso del tacchino. E quindi abbiamo inventato questi zoo locali di specie con le quali l'uomo è sempre convissuto e che ci hanno anche sfamato, no? E c'è mi sta venendo in mente un bellissimo, secondo me, passaggio di Gregory. Allora, in questo libro ci sono molte citazioni che si rifanno a quella letteratura degli anni '80 che io ho amato e amo tuttora. Gregory Corso, in una raccolta di poesie, adesso io non la so citare a memoria, ma dice una cosa come: negli zoo messicani espongono vacche americane. Cioè è quella cosa per cui che poi, se ci pensi, oggi è la fattoria didattica, no? Cioè la necessità di mostrare un bue, un vitello, una mucca, ma tutti gli animali da fattoria, semplicemente perché sono un po' più lontani da casa tua. È quella cosa lì, e quindi senza arrivare ai delfinari, senza arrivare a queste cose che servono molto spesso a motivi così di divertimento, perché ci porti i bambini, però prova a pensare a quanto noi
passiamo davanti a pollai tutti i giorni in automobile, a un vigneto tutti i giorni in automobile, a un bosco tutti i giorni in automobile e non sappiamo distinguere un abete da un larice, da un faggio, non sappiamo se quella coltivazione che è lì è radicchio oppure carote, perché ormai per noi quelle cose lì le identifichi nella forma commestibile ben esposta al supermercato. È vero, lo posso confermare perché io facevo sempre l'esempio quando ero assessore all'agricoltura, no? Perché adesso magari in tanti paesi nostri siamo vicini ai campi, per cui si ha ancora una tradizione contadina, però la gente che abita nelle grandi città, gente che abita nei condomini delle grandi metropoli, cioè, non sa la differenza, va a fare la spesa come dici tu e compra la cotoletta impanata, no? Ma se tutto questo chiudesse e ci fosse una famiglia che sta morendo di fame, no? Cioè padre e madre, 2 figli normali, che siccome tutti i supermercati sono chiusi, mettiamo che ci sia un grande Covid, tutti siamo a casa, cioè questa sta morendo di fame in 4 e io gli metto un pollo vivo sopra la tavola, no? E dico, ecco, mangiate questo pollo vivo. Io penso che morirebbero di fame accarezzando il pollo, perché poverino nessuno saprebbe come uccidere questo pollo, spennarlo e viscerarlo e fare una cotoletta. Adesso non voglio offendere le signore dei 20-30 anni, ma non penso che sarebbero capaci di tirare il collo a un pollo più nessuno. E quindi questa è la società che abbiamo creato, questa società di massa che comunque all'interno di fast food trova da mangiare e non si pone neanche il problema di cosa sia fatta. Abbiamo creato, a noi stessi siamo quella società, quindi non è che l'abbiamo creata per altri. Dentro anch'io, perché alla fine noi per comodità. Prova a immaginare. Allora, prima ho detto che ci sono dei ragazzi che non hanno mai visto una gallina faraona, ma io sono convinto che molti di quelli che ci stanno ascoltando, e non per colpa loro, non sanno da che parte è il filetto in un vitello. Giusto, però lo mangiamo ed è anche buonissimo se uno è carnivoro, chiaramente. E quindi ci siamo assuefatti noi stessi dalla velocità, dalla comodità. Molto spesso è anche utile o ci aiuta molto non porci certe domande, è chiaro. Ma se ti dicessi qual è il paradiso che tu... Il paradiso mio è questa copertina. Questa copertina io questa è l'immagine foto? che vedo tutte le mattine quando mi sveglio e tutte le sere quando chiudo le imposte di casa mia. Però ognuno ha un suo paradiso, non ho dubbi. Questo è il mio personale paradiso che continua chiaramente anche con la quarta di copertina. E questa è una delle tante foto che io tutti i giorni o quasi tutti i giorni faccio dalla finestra del soggiorno perché basta poco, perché io quando mi sveglio la mattina vedo i caprioli, vedo i cervi, c'è la mamma tasso con i tassetti che attraversa la strada sotto la mia finestra, perché c'è la poiana, perché in tempi di Covid avevo l'aquila che roteava perché non c'erano gli aeroplani che giravano, però non è il miglior paradiso. Il fatto è, quello che io scrivo in questo libro è che tutti noi abbiamo il nostro paradiso, è che non ce ne accorgiamo, questo è il punto. Quindi l'idea è proprio quello di creare, non di creare perché non ho questa presunzione, ma di fermarsi un attimo. Io davvero spero che durante questa estate di vacanza, magari anche perché c'è qualche giorno piovoso, qualcuno legga queste parole per riflettere sul fatto che davvero basta poco, che non è indispensabile mangiare le ciliegie durante la festa di Capodanno, perché non sono di stagione, ma soprattutto che per averle dobbiamo importarle dall'altra parte diametralmente opposta del pianeta con un impatto ambientale incredibile, no? Ma io ripeto, è l'inconsapevolezza, quindi il dovere di chi sa queste cose è proprio quello di comunicarlo, perché una volta che io te lo dico tu puoi scegliere se farlo o non farlo, però se prima non lo sapevi non ne hai colpa, no? Tutta la plastica che noi comperiamo al supermercato sapendo già che è uno scarto, cioè noi quando comperiamo qualcosa di confezionato nel polistirolo, nel cellophane al supermercato, stiamo comprando uno scarto, perché la prima cosa che noi facciamo quando arriviamo a casa è buttarlo nella plastica.
E poi c'è la convinzione che la plastica ridiventa quella plastica, che non è così, perché serve energia per riciclare la plastica. Quindi non è che un vassoio di polistirolo ridiventa un vassoio di polistirolo. Ecco, quindi se noi che abbiamo, Giuseppe, un po' più di visibilità di qualcun altro, riuscissimo a comunicarle queste cose, lasciando una piena assoluta scelta a chiunque se continuare a far così, oppure rifletterci un attimo, oppure andare dal fruttivendolo di paese che invece con le stesse albicocche te le mette nel cartoccio di plastica, forse sarebbe più vicino al concetto di paradiso il nostro vivere, no? Ma quello della plastica è un tema molto importante, perché io penso che abbiamo ormai un pianeta che è sommerso dalla plastica. Io a casa mia facciamo il riciclo di tutto e io su tutto quello che compri, hai ragione, ma il grosso è tutta plastica, cioè almeno 3 sacconi di plastica ogni 2 settimane le fai rispetto alla casa, cioè è l'umido eccetera, quindi è veramente un grande problema. Ma tu qua, io ho letto un po' il tuo testo, parli molto di acqua, no? Sì. Perché sai che i Veneti comunque è un popolo che è nato sopra l'acqua. Noi, tutte le nostre città, grandi, piccole, eccetera, sono comunque sorte sopra o difese da grandi fiumi o d'acqua. Noi il palazzo dove siamo in questo momento. Esatto, qui sopra siamo, qui sotto c'è acqua dappertutto, ma anche perché il canale grande era la foce della Brenta, quindi mi ricorda qualcuno lì in fondo da sempre, e quindi sicuramente è un popolo che dell'acqua ha fatto la sua fortuna, no? Noi abbiamo visto in questi anni stagioni molto secche e stagioni come questa con piogge abbondanti e a volte anche con inondazioni anche pericolose e devastanti. Cosa pensi? Che questo paradiso sia minato dai cambiamenti climatici? Cosa ci aspetterà nel prossimo futuro? Ma io vedi, credo che intanto abbiamo avuto e abbiamo tuttora poco rispetto per l'acqua. E ho certezza di questo. L'acqua la diamo per scontata. Diamo per scontato l'acqua, che è uno dei beni più preziosi che noi abbiamo, no? Perché aria, acqua e un po' di nutrimento e noi potremmo ottenerlo tutto dalle piante volendo, no? E la diamo così scontata che la maltrattiamo, e fino a pochi decenni fa i fiumi erano il luogo dove versavi l'impianto fognario di casa, e poi su questo malcostume, a dir la verità, quello che succedeva qualche decennio fa non era questo grande inquinamento organico nei fiumi, perché erano prodotti domestici. Da quando siamo partiti con l'industria chimica nel dopoguerra, invece, noi abbiamo continuato con la stessa logica, con gli stessi metodi a sversare nei nostri fiumi, lamentandoci poi del fatto che c'è l'inquinamento, no? E quindi sì, rispetto per l'acqua, poi questo clima che sta cambiando, e io non riesco ancora a capire perché certe poteri decisionali aspettano l'ennesimo studio per ammettere che il tempo sta cambiando, il clima sta cambiando. C'è una vecchia canzone di Bob Dylan della fine degli anni 60 o inizio anni 70 che dice: non c'è bisogno di un meteorologo per vedere che fuori dalla finestra sta piovendo. E allora cosa stiamo aspettando? Cosa stiamo aspettando? Lì bisogna prendere il coraggio di dire: noi stessi siamo parte della natura, noi stessi siamo parte dell'ambiente e dobbiamo fare qualcosa per preservare l'ambiente, ma non per la foca o per il panda, per noi stessi. E adesso è troppo tardi per dire facciamolo per i nostri figli. Oggi noi dobbiamo dire: dobbiamo farlo per noi. Perché finché diciamo facciamo per i nostri figli, facciamo per i nostri nipoti, non cambierà mai niente. Dobbiamo farlo per noi sta roba qua, anche perché io sono stato alluvionato nel 2010 e per 10 giorni sono stato costretto a dormire fuori casa. So cosa vuol dire un metro e 80 di acqua dentro in casa, ma è chiaro che non lo sto augurando a nessuno, però provate a immaginare cosa vuol dire. Poi abbiamo visto i disastri in questi ultimissimi giorni, ogni volta che piove il livello dei fiumi si alza, quindi il rispetto per l'acqua passa attraverso la consapevolezza che è rispetto per noi stessi, perché noi abbiamo bisogno di quell'acqua, invece siamo abituati da sempre a dire: ma l'acqua non è più buona da bere, la compro imbottigliata a monte, no?
altissima quella pubblicità lì, a monte di cosa? Perché è più pura l'acqua imbottigliata a monte? Perché è a monte dei nostri errori, questo è il punto, è a monte del nostro inquinare. Vado sempre più su a prenderla. Non è una questione di quota. Poi che abbiamo le microplastiche dentro i ghiacciai ormai. abbiamo le microplastiche dentro i ghiacciai, non abbiamo più rispetto per i nostri ghiacciai, ne parlo in questo libro, ci sono orde di turisti che devastano questi ambienti che sono il cimitero dei nostri vecchi che hanno fatto la prima guerra mondiale, no? Cioè ci vuole rispetto per il nostro ambiente che passa anche attraverso queste sensibilità qui. No, stavo guardando proprio l'altro giorno un documentario sull'Everest in cui il ritiro del ghiacciaio sta scoprendo centinaia di morti, no? Che erano gli alpinisti. Io da alpino, dai, che sono fatto anche quello, li lascerei lì tranquilli, tanto è inutile. Hanno fatto forse da alpinista la fine più bella, ma a parte quello, cioè, quello che mi ha stupito è vedere, ma si sapeva, quante centinaia di migliaia di bombole di ossigeno, di rifiuti di plastica stanno portando giù dall'Everest a quintalate per le spedizioni, perché tutti vogliono diventare l'Iron Man che deve conquistare l'Everest, no? 60.000 euro a testa per andare fin su ti portano, perché i Sherpa ti caricano anche in spalla per portarti su, paghi 60.000. Ho fatto l'avventura dell'Everest, perché questo siamo noi, no? Un selfie o quindi io preferisco con i miei amici alpini ogni tanto andare su a piedi l'ossario del Grappa, partendo da Borso, mi faccio quelle 3 ore di camminata, torno giù, facciamo una mangiata e si va a casa felici, perché alla fine ce l'abbiamo a mezz'ora di strada. Questa è l'assurdità del mondo che abbiamo creato. Io ho sentito circa una decina di giorni fa, poi non ho più avuto modo di sentirla, ma anche perché non ascolto molto la TV, e stava senz'altro una decina di giorni fa girando una pubblicità in cui consigliavano la crociera perché quello è il paradiso, no? Cioè assimilare la crociera l'unico paradiso possibile, a me, noi che abbiamo studiato le scienze ambientali, a me stringe il cuore sapere quanto carburante consuma una nave da crociera, quanta elettricità. Provate a immaginare nella nostra vita una sola settimana senza corrente elettrica. È che ormai ci siamo abituati, no? È il discorso del petto di pollo, è il discorso dell'acqua. Siamo abituati al fatto che la corrente elettrica esce da quei 2 buchini là che sono nel muro, no? Quindi non avendo un odore, ha un costo più che sostenibile, perché siamo abituati da quando siamo nati a pagare la bolletta, e quindi è un rumore di fondo che ormai è sopportabile. Ma proviamo a immaginare una settimana senza corrente elettrica, treni, e uno dice: ma vado a gasolio. Sì, ma la pompa del benzinaio è elettrica? Le incubatrici negli ospedali, no? Ecco, allora non diamo per scontato queste cose, preserviamocelo questo nostro paradiso. È un po' anche con la plastica, sai. Io penso che una delle grandi invenzioni dell'uomo sia stata la plastica. E io quando dico sta roba la gente viene i brividi, e lo so. Però è che non abbiamo ancora imparato a usarla. L'ha inventata un certo nata all'Università di Padova, giusto per capirci dove siamo abbastanza vicini. La plastica non ci hanno ancora dato il manuale d'uso, quello è il punto. È la plastica monouso, lo spreco assoluto che è il fattore limitante, ma la plastica dovrebbe essere usata per il suo plus valore, che è il fatto che è indistruttibile. Cioè, se noi, mio nonno mai avrebbe buttato via un sacchetto di plastica, perché può sempre servire. È vero, signorina? E invece noi diciamo: ma sì, ma tanto li compri a rotolo al supermercato, cosa sarà? Intanto lo butto via che ne ho ancora 99 nel rotolo. E quella cosa lì, mio nonno mai avrebbe buttato via un secchio, è vero, magari anche perché aveva una fessurina. E quindi riprendiamoci in mano questo tipo di cultura e di rispetto. E allora, se noi imparassimo a non buttare via la plastica, vedremo che la plastica è una cosa favolosa. È indistruttibile, costa poco, è leggerissima, te la faccio del colore che vuoi, della forma che vuoi. Il problema è che quando vai per i fiumi come faccio io, o per i torrenti, è pieno, tu guardi dopo una piena di un fiume, tu guardate le sponde attaccate sui rami, perché sono gli unici foreste ormai che sono rimasti in pianura, sono lungo i fiumi, no? Se tu guardi dall'alto che arrivi, vedi lungo i fiumi
guardate le rame sia della sponda destra che a sinistra di un fiume dopo che c'è stata una brentana testimoniata dalle parti nostre. Ci sono sacchetti di plastica attaccati da qua al mare e immaginate nei fondali marini, anche i nostri, cosa c'è sotto. E chi sa di pesca, io conosco molti pescatori di Chioggia, di Caorle, anche qui di Venezia, eccetera, cosa tirano su con le reti. Cioè, ragazzi, questo è l'ambiente che abbiamo creato. Dalla montagna, e quanti rifiuti troviamo nei boschi di montagna, lungo i sentieri. Io ogni tanto vado a Porcini, sai, quando è il momento, il 3-4 kg mi tiro sempre fuori. Paghi il permesso? Pago il permesso, sempre, e mi portano, mi sono scarso, però mi porta. E però trovi più rifiuti che funghi, cioè trovi bottiglie, lattine, birre buttate, di tutto. Quando noi ci insegnavano che se andavi in montagna qualsiasi cosa ti mettevi nello zaino e te la portavi a casa. Perché la vivi come casa di un altro, no? Non è casa mia. E quindi i bossoli delle doppiette, cioè di tutto trovi, perché tanto da lì non ci passerai più nella tua vita, quindi dici chi se ne frega, no? È come il buttare il mozzicone della sigaretta guidando dal finestrino, tanto non lo vedrai più nella tua vita, quindi te ne liberi in quel modo lì. È che noi siamo abituati, sai cosa? Noi siamo abituati che se facciamo un peccato c'è qualcuno che ci perdona. Quello è il problema. Ma c'è una speranza oppure... Sì, se no non avrei scritto questo terzo raccolta di racconti. Io sono assolutamente che speranze vedi, dai, che e poi... quando prima dicevo che questo libro l'ho scritto sperando che lo legga qualcuno che il cambiamento lo può e lo deve fare, pensando proprio a persone che soprattutto abbiano fra i 20 e i 50 anni, è esattamente questo, perché adesso c'è un accesso all'istruzione molto migliore, più approfondito, più a buon mercato anche di qualche decennio fa, un accesso ai social, ci sono gli Erasmus, c'è modo di riflettere, di confrontarsi, e quindi anche noi dobbiamo fare tutto quello che possiamo. Noi siamo vecchiotti e uno dice beh, potrei anche fermarmi un attimo, mettermi in un angolo, invece no, noi dobbiamo essere di esempio, quindi tu per il ruolo che hai, io per il ruolo che ho, dobbiamo raccontare le nostre esperienze. Poi uno con la sua consapevolezza, con la sua maturità o immaturità può anche decidere che invece chi se ne frega, avanti così, che tanto una volta inquinato tutto il Veneto ci sposteremo in una regione diversa. Però non può essere questa la strada, questo è il punto, non può essere la via che ci aiuta a preservare una natura assoluta, che è quella della copertina di questo libro. E io, ripeto, ce l'ho davanti agli occhi tutti i giorni, questa natura assoluta. E per preservarmi quel primo piano che vedete, io me lo sono comprato quel primo piano. Tu sei una persona fortunata, perché quando io apro le finestre, da una parte vedo solo quartieri e abitazioni, davanti le mura di Cittadella, quindi almeno ho questo panorama. Quindi dobbiamo piantare un albero per ogni nato, e ci lamentiamo perché le amministrazioni non piantano un albero per ogni nato, che poi dovrebbero farlo, sia chiaro, ma piantiamolo noi questo albero per ogni nato, dobbiamo aspettare che qualcuno lo faccia. Io l'ho piantato, vuol dire che casomai diventeranno 2, no? Un albero. E io sono abituato, quando faccio spettacoli teatrali, che faccio la conta dell'anidride carbonica equivalente che uso e omaggio a chi mi invita alberi. Sono alberi peraltro prodotti al vivaio regionale della regione del Veneto a Montecchio Precalcino, spot pubblicitario, e querce da listino compresa IVA, io le pago 1,90 € all'una. Ora, io credo che sia grosso modo meno della metà di uno spritz. Piantiamolo un albero noi, senza aspettare che qualcuno ce lo pianti, e se non abbiamo spazio chiediamo di piantarlo a un amico che ce l'ha, portateli a casa mia. Ma sai che abbiamo fatto recentemente, possiamo sempre aspettare che sia qualcun altro. Su questo proprio ho approvato una legge proprio 15 giorni fa, ero partito anch'io ancora una decina di anni fa per Ridiamo respiro alla pianura, in cui noi diamo i soldi ai sindaci che poi acquistano le piante a Montecchio Precalcino, e qualsiasi privato può andare lì gratuitamente, prendere l'albero, o tutti alberi autoctoni nostri, quindi la Farnia, la Rovere,
il frassino, tutto quello che vuoi, il carpino bianco, il carpino nero, e si possono piantare nei propri giardini, nei propri luoghi. Adesso ormai in tanti posti in cui si faceva agricoltura vediamo anche tanto abbandono, perché poi chi ha ereditato il campetto non sa più cosa farne, e quindi questo potrebbe essere una soluzione, perché alla fine la pianura che abbiamo desertificato, che era un bosco continuo dalle montagne fino al mare, magari questo è un piccolo segnale, ma almeno questo l'abbiamo fatto, quindi speriamo che ci sia una cultura anche in questo senso. Un segnale importantissimo questo, perché se tu pensi all'albero, noi quando pensiamo alla natura e quando ci sono le campagne di informazione su tematiche che riguardano la natura, c'è sempre un albero di mezzo, no? Cioè l'albero nel nostro immaginario è la prima cosa, diversa dalla casa col comignolo che fuma, che disegniamo da bambini, c'è l'albero. Giusto? Anche perché è facile da disegnare probabilmente. E quindi è chiaro che l'albero attira, solletica iniziative, riflessioni, quindi io forse per me alberi ne pianterei tutti i giorni e miliardi. Non ne pianto tutti i giorni, non ne pianto miliardi, però una mia piccola parte la faccio. Però davvero è veramente strano che noi dobbiamo, e lo so che non abbiamo alternative, è veramente strano che noi dobbiamo passare attraverso il messaggio che piantare un albero ci aiuta a rinfrescare l'ambiente dove lavoriamo, o che piantare l'albero assorbe l'anidride carbonica che noi produciamo, invece di dire ma quanto belli sono gli alberi. Piantiamo alberi perché sono belli, non sono mica degli strumenti a nostro servizio, perché se noi diciamo piantiamo alberi perché sono strumenti a nostro servizio, sapete cosa significa? Che quando inventeremo una macchina che li sostituisce, tipo il condizionatore per i luoghi esterni, o una macchina che assorbe l'anidride carbonica, degli alberi non avremo più bisogno. Piantiamo gli alberi perché sono belli, non sono macchine lì a nostra disponibilità. Bene, mi sa che abbiamo ormai il tempo che è trascorso è finito. Ultima cosa, Lucio, dove si può trovare questo libro per chi magari sta vedendo, dove lo possiamo trovare, dove questo possiamo libro acquistarlo? Lo si può trovare in qualsiasi libreria in Italia o anche nelle piattaforme ecco, online classiche, quindi date... le quali peraltro lo vendono con lo sconto. Ecco, quindi a tutti quelli che stanno guardando, a tutti quelli che magari sono interessati a trovare il proprio paradiso, consigliamo una lettura estiva. Una lettura estiva, magari non in crociera, magari no, se siete su un sentiero, magari in qualche agriturismo, fattoria, certo. Crociera. Adesso magari sono qui delle crociere che prendono un sacco di parole, ma cerchiamo di leggerlo in un momento particolare della propria giornata, della propria estate. Io ringrazio l'amico Lucio Montecchio, il professore che ci riserva sempre sorprese con i suoi testi e con la sua filosofia di vita. Mai che mi abbia invitato a casa sua a vedere il paradiso, giusto per capirsi, però abbiamo sempre speranza, e lo ringrazio della sua presenza e grazie ancora per tutto quello per questo invito, che ci fai voi. avere.